sportivi di professione in gara sugli sci di fondo a Padola in Comelico Superiore, ma anche molti nomi noti per svolgere ben altre attività. Luca Ginetto. Starter d'eccezione della prima edizione della Comelgon Loppet, il mito Maurilio Griglio de Zolt, in 300 per la 30 km a tecnica classica lungo la piana di Padola di Comelico Superiore nel Bellunese. Tanti i nomi illustri del fondo azzurro in gara, ma ci sono anche il vicepresidente della Camera Rosi Bindi, l'industriale Guido Barilla e l'olimpionico di canoa Antonio Rossi. A metà gara il gruppone dei migliori passava nello stadio del fondo guidato dal carabiniere Bruno Carrara davanti ad Antonio Pontel, Fabio Santus e Giovanni Pezzo. Poi, a metà del secondo giro, la prima selezione che lasciava al comando i migliori 5, oltre ai 3 carabinieri, Costner, Santus e Carrara, anche Pezzo e Ivan De Bertolis. La gara si decideva allo sprint finale con il podio tutto raccolto in 3 secondi. A spuntarla il bolzanino Costner, che ha chiuso la sua fatica con il tempo di 1 ora 07.03 davanti a Santus e Carrara. Nella gara femminile dominio assoluto della padolese Veronica De Martin, che ha staccato di 5 minuti la compagna di squadra Eugenia Biciugova. A completare il podio femminile lo splendido terzo posto dell'altra padolese Marlene De Martin.